anche questa settimana appuntamento con Penalty on Demand, ovvero la puntata del giovedì che verte sui 4 gironi del campionato di promozione e sui 6 gironi del campionato di prima categoria. Vi voglio ricordare che potete seguirci attraverso la pagina Facebook Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Detto ciò, iniziamo subito con il campionato di promozione e lo facciamo con il girone A. Si è giocata la terza giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Partinica Audace batte Casteltermini 3-1, Città di San Vito Lo Capo Camarat 0-0, Folgore Castelvetrano batte Accademia Trapani 2-0, Gemini Calcio batte Alba Alcamo 1-0, il Carenze batte Petrosino 1969 3-0 a Tavolino, Città di Carini batte Marsala 4-0, ha riposato il Fulgatore. In classifica la conferma del Camarat, anche se alle sue spalle avanza la Folgore Castelvetrano. Camarat 30 punti, Folgore Castelvetrano 29, 28 Fulgatore, 26 Partinica Audace con 25 l'Accademia Trapani, 22 punti per Gemini Calcio, Città di San Vito Lo Capo ed Alba Alcamo, 20 punti Città di Carini con 19 Liccarenze, 14 Petrosino 1969. Casteltermini con 8 punti, chiude la classifica il Marsala con -2. Vi ricordo anche che il Petrosino ha un punto di penalizzazione. Un cordiale saluto dal campo sportivo polifunzionale Mariano Diddia di Marsala Strasatti per la terza giornata di ritorno del campionato di promozione Girone A che vede contrapposte Marsala e Carini. È cominciata la partita tra Marsala e Carini. Messina, vediamo, si affida a un compagno, però c'è ora Sidoti, cerca un dribbling, Sidoti, il tiro, rete, ha segnato Sidoti, gol di Sidoti quando siamo al minuto numero 12, Sidoti cerca un dribbling, filtrante, vediamo a cercare un compagno, poi vediamo Russo, il tiro, non trova lo specchio della porta, attenzione c'è il pallone che però viene raccolto in questo momento da Davide Quinci, in Peduia, Thomas Meo, ancora lui, vediamo, Meo, potrebbe crossare, non c'è nessuno in mezzo, infatti Badalamenti, in Peduia, Amodeo, ancora lui, porta palla Amodeo, verso Meo, non c'è fuorigioco, il tiro che va fuori campo, Sidoti, cross basso, attenzione, c'è possibilità, il tiro, Rustico in 2 tempi e questa è una super parata di Rustico. In Peduia cerca di farsi strada, Piernicola in Peduia, ancora lui, il tiro, Badalamenti, palo! C'è un cross, attenzione, Messina, Rustico! Davide Quinci in acrobazia. Andiamo, ora c'è la Cincotta, cerca un Eurogol, rete di Cincotta e questo è un bel gol. Questo è un Eurogol di Cincotta, fischio del direttore di gara, direttamente in porta, Eurogol, incredibile, 0-3, attenzione, 0-3 ha segnato Conigliaro su punizione, un altro Eurogol al 18° del secondo tempo, ha bagnato può crossare, Russo col tacco, gol di Russo di tacco, questo è un bel gol. Al minuto 29,50, 2 minuti più eventuale recupero. Intanto Rubino, parata di Badalamenti, poi ancora Quinci. 0-4 il risultato. I gol sono stati di Sidoti nel primo tempo, poi Cincotta, Conigliaro e Russo. Dal Mariano Diddia un cordiale saluto a tutti. È la volta adesso del girone B del campionato di promozione.
terza giornata anche in questo girone, eccoli qui i risultati di domenica. Castelluccese batte Città di Casteldaccia 7-0, Città di Mistretta Villarosa rinviata. Gorgonia Delia Profalcone 1-1, Lascari Cefalù batte Geraci 2-1, Aspra batte Gioiosa 3-2. Vittoria anche del San Fratello 3-2 contro la Sant'Angiolese, ha riposato il super giovane Castelbuono. Un'altra sconfitta per la squadra di Gaetano Mirto. Sono adesso soltanto 6 punti di distacco della seconda nei confronti proprio del Geraci, che rimane in testa con 37 punti, con 31 l'Aspra, con 28 super giovane Castelbuono, 21 Sant'Angiolese, 20 Gorgonia Delia, 19 Lascari Cefalù, con 18 Gioiosa e Castelluccese, 16 punti per San Fratello e Villarosa, con 15 il Città di Casteldaccia, con 14 il Profalcone e con 11 punti il Città di Mistretta. Dalla zona tranquilla in poi della classifica ci si trova in un tappeto elastico, una sola vittoria ti fa sognare, una sconfitta ti fa paura. Benvenuti al comunale di Marineo, siamo nella provincia di Palermo e città di Casteldaccia Castelluccese, la 16ª giornata del girone B di promozione siciliana. Alla battuta Tarantino, in tanti a muoversi in area, colpo di testa provato, ancora il tiro debole che esce fuori da parte di Silvestro Gennaro. L'aggancio provato da Rinaldi, avanza la Castelluccese, ancora Rinaldi in mezzo, secondo palo, Salerno, l'intervento di Amorello, prima grande chance della partita. Colpo di testa, il gol di Santo Salerno, su azione d'angolo la Castelluccese si porta in vantaggio con il proprio bomber, sono 10 nelle ultime 5 partite per questo giocatore infinito. Seguiamo intanto questa azione con il pallone che viene girato dall'altro lato, Rinaldi calcia col sinistro, in caduta il raddoppio della Castelluccese con Santo Rinaldi in apertura di ripresa, porta i messinesi sul 2-0. Altro cross e Sciamorello un po' vuoto, c'è l'appoggio in porta di Santo Scarpinato, sempre lui, anche lui torna a segnare dopo tantissimo tempo. Immediatamente la Castelluccese si porta sul 3-0. Calcio da fuori Barberi e realizza un grandissimo gol. Riccardo Barberi, come se l'ha inventato all'improvviso. La Castelluccese che segna 3 gol nel giro di 5 minuti. Riccardo Barberi, magia assurda, 4-0. Lanciato Salerno, posizione regolare, face to face col portiere, Salerno lo scavalca, segna il gol del 5-0, doppietta per Santo Salerno che sale così a 16 stagionali. Lanciato Salerno, posizione regolare, Salerno davanti il portiere, non sbaglia e segna così il gol del 6-0, pallone a casa per Santo Salerno e tripletta. L'apertura di Rinaldi fantastica per Milia che evita l'avversario. Milia davanti il portiere, lo batte 7-0 ed è ufficiale il triplice fischio 7-0 della Castelluccese contro il Città di Casteldaccia in trasferta. Scocca l'ora del derby allo stadio Santa Barbara di Cefalù, di fronte il Lascari Cefalù di Claudio Grimaudo contro il Geraci di Mister Mirto, capolista indiscussa del girone B del campionato di promozione. Si gioca su un terreno di gioco che è riuscito a tenere botta nonostante le forti piogge dei giorni scorsi. Poi si comincia ed è clima derby come da tempo mancava tra le piazze di Cefalù e Geraci. Inizia la partita e subito un grande brivido dopo una ventina di secondi, rimessa laterale per il Lascari Cefalù che è partito forte in questo incontro. La palla arriva in qualche modo in area dove c'è Sferruzza che da pochi passi non riesce
a battere Mirko De Miere. Passano tanti minuti, grande tatticismo, anche grande agonismo in campo. Colpo di testa di Mocciaro, la palla che sorvola la traversa, ma quasi 2 minuti dopo su questo calcio di punizione arriva in spaccata Sferruzza il miracolo di Mirko De Miere, prima grande parata del portiere del Geraci. Qui Serio in qualche modo cerca di creare, non ci riesce, la palla torna a disposizione del Lascari Cefalù. Siamo al minuto 28 con la palla che arriva al limite dell'area, conclusione di Sferruzza, la accompagna fuori De Miere, palla che si perde sul fondo. Siamo poi alla mezz'ora, il cross dalla destra, non esce bene De Miere questa volta, ci prova Mocciaro col primo colpo di testa, allontana la difesa della Geraci, poi in qualche modo si salva la capolista con la palla che si perde fuori anche dopo un fischio arbitrale. Qui la grande giocata di Marrone, siamo al minuto 34, la palla messa in mezzo per la Mattina che colpisce il palo a fiducia completamente immobile, occasionissima subito per la capolista. Poi al minuto 37 altra rimessa laterale, questa volta da sinistra, viene esteso Sferruzza, l'arbitro non ha dubbi, concede il calcio di rigore al minuto 38 per il Lascari Cefalù. La rincorsa da parte di Sferruzza che spiazza De Miere, segna l'1-0, va ad esultare davanti alla tribuna del Santa Barbara che è in tripudio per il vantaggio della squadra di Mister Grimaudo, che dunque sblocca la situazione, ma non è finita qui perché passano poco meno di 3 minuti. Altro fallo laterale, il leitmotiv di gran parte degli attacchi dell'Ascari Cefalù, con la palla che arriva in area dopo la spizzata dove c'è Mocciaro, la rovesciata di Mocciaro, spiazzato De Miere, il gol del 2-0, un capolavoro da parte di Danny Mocciaro che poi viene travolto dai compagni di squadra per un gol bellissimo e importantissimo perché porta il Lascari Cefalù in vantaggio per 2-0 proprio poco prima, qualche minuto prima dell'intervallo, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-0, ma inizia forte il secondo tempo del Geraci. Grande giocata da parte di Mirko Marrone che mette a sedere mezza difesa del Lascari Cefalù, segna il gol del 2-1, a un bellissimo gol ne risponde un altro, è quello che riapre i giochi. A poco più di mezz'ora dalla fine si getterà all'assalto dell'area di rigore del Lascari Cefalù il Geraci, che però non riesce a produrre più di questo calcio di punizione di Gioacchino Serio. Palla insidiosa ma bloccata da fiducia. Poi nel rovente finale ci prova anche il Lascari a venire fuori sui sviluppi di una palla inattiva, calcia, abbatte col destro la palla sopra la traversa. Poi un'azione improvvisa, estemporanea, con il colpo di testa di Keita appena entrato in campo, la palla che sorvola la traversa, ma nulla in confronto a quello che stiamo per vedere. Calcio di punizione per il Geraci, sul pallone come sempre Gioacchino Serio, la palla che spiove, smanacciata da fiducia, poi la vola da parte di Marrone, la palla che passa ma non trova lo specchio della porta. E questa l'ultima emozione di un bellissimo derby vinto dall'Ascari Cefalù. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone C del campionato di promozione. Questi i risultati di domenica. Gescal Baldinisi Calcio 2-2, Catania San Pio X batte Belpasso FC 2014 3-2, Città di Aci Sant'Antonio batte Città di Calatabiano 4-1, rinviate le partite Nuova Azzurra Fenice Promende Calcio e RSC Riposto Atletico Messina. Vittoria fuori casa invece del Messana 1966 5-0 contro il Valle del Mela, ha riposato il Sant'Alessio. Messana 1966 che rimane in vetta in questo girone C del campionato di promozione. Al primo posto con 33 punti, con 32 Città di Aci Sant'Antonio, 29 Belpasso FC 2014, 28 RSC Riposto con 26 Catania San Pio X, 22 punti Baldinisi Calcio e Promende, con 18 Città di Calatabiano, 14 Valle del Mela, 13 Sant'Alessio. Con 11 punti Atletico Messina e Nuova Azzurra Fenice. Chiude la classifica la Gescal con 5 punti.
Al Comunale di San Gregorio va in scena la 16ª giornata del girone C di promozione. Da un lato il Catania San Pio X di Mister La Rosa, dall'altro il Belpasso di Mister Richichi. Palermo al calcio d'inizio, la prima occasione dopo 2 minuti e mezzo e subito per il Belpasso di Richichi. Strano vince il rimpallo con Spampinato, mette in mezzo il pallone per Vargualnera che colpisce con la testa all'indietro da Tirri. Lui scarica per Giuffrida ma arriva l'ottima risposta di Romano e la San Pio riesce ad allontanare con Oliveri. Ancora Belpasso, ancora Strano al quinto minuto, lancio perfetto per il numero 5 Cannone, a negargli il gol è solo la traversa. E il minuto 15 quando gli uomini di Mister La Rosa iniziano a carburare. Valenti si mette in proprio, mette il pallone in mezzo, dopo un flipper in area di rigore arriva il gol di La Spina, ma il gol viene annullato dal direttore di gara Campisi per un tocco con le mani del centravanti Simon Luca Castelli. Al 17esimo, pericolosissima la San Pio, calcio di punizione battuto da Sanné che termina sul colpo di testa di Patanè, ben neutralizzato da Colonna. 5 minuti dopo però lo stesso Colonna non può nulla sul calcio di punizione ben battuto da Simon Luca Castelli che torna in campo dopo 40 giorni ai box e torna al gol che mancava dal 26 novembre. Per lui esultanza da dedicare a tutta la dirigenza biancorossa e 1-0 per la San Pio. Al 31esimo prova la reazione il Belpasso, calcio di punizione di Condorelli allontanato da fuori, raccoglie Giuffrida che trova Mascali, lo stesso Mascali però non trova nessuno pronto a ribadire in rete. È il minuto 41 quando la San Pio fa male per la seconda volta, il solito Castelli apre un contropiede perfetto, Yuri Nobile serve in area di rigore tutto solo, Ndiaye che a tu per tu con Colonna non sbaglia e dunque 2-0 per la San Pio. Per l'attaccante nuovo acquisto del mercato di dicembre e il terzo gol in 4 partite. Sulle ali dell'entusiasmo la San Pio abbassa la guardia ma Romano è attentissimo e compie una gran bella parata sul tiro da fuori di Mascali. Nel recupero della prima frazione di gioco la San Pio ha l'occasione per il 3-0, Valenti mette in mezzo con Colonna che tocca e sporca il pallone che non permette a Ndiaye di trovare la sua doppietta personale. Nella ripresa la San Pio riprende da dove aveva lasciato e trova il terzo gol. Valenti mette in mezzo, non controlla bene un difensore del Belpasso, Yuri Nobile è bravissimo a strappargli il pallone, scaricare dove c'è Castelli che si trova nel posto giusto al momento giusto e fa 3-0, doppietta per l'attaccante in maglia numero 10. Il Belpasso non si perde d'animo per le 3 reti subite e al 12esimo reagisce, sottile, apre da Condorelli che con un diagonale perfetto batte Romano e accorcia le distanze. Il numero 9 trova il gol del 3-1. Per gli ospiti è ancora il numero 20 sottile a spingere. Al 19esimo, 7 minuti dopo dal gol del 3-1, il Belpasso trova la seconda rete. Traversone di sottile con Patanè che allontana, ma sulla ribattuta c'è tutto solo Strano che con un sinistro potente spiazza Romano e sigla la seconda rete del Belpasso. Partita che si riscalda al 31esimo, lancio di Spampinato alla ricerca in profondità di Ndiaye che viene abbattuto da Mascali. Il direttore di gara Campisi non ha dubbi, cartellino rosso ai danni del 6 del Belpasso che lascia i suoi in 10 uomini. 6 minuti più tardi si ristabilisce la parità numerica quando Sanné entra così su Giuffrida. Anche in questo caso Campisi della sezione di Enna non ha dubbi, il centrocampista della San Pio era già ammonito, dunque secondo giallo e rosso per il numero 8. La conseguente punizione si trasforma in un nulla di fatto perché il 10 Giuffrida colpisce in pieno la barriera, la San Pio riparte e al 40esimo del secondo tempo all'occasione per chiuderla, Valenti apre da Ndiaye che colpisce l'esterno della rete. Non ci si ferma un attimo, 5 minuti dopo ci prova Giuffrida con questo tiro a giro ma Romano compie una parata, salva risultato. Siamo nel secondo di recupero quando Strano pennella per Sciuto, il numero 15 dopo un contatto con Milizia cade a terra e la San Pio reclama un calcio di rigore per Campisi, è tutto buono e lascia proseguire. Direttore di gara che non può far proseguire il gioco quando il Belpasso avanzava nella corsia destra nei minuti finali.
Questo il gesto di Condorelli, il direttore di gara viene richiamato dall'assistente ed estrae il cartellino rosso e il Belpasso conclude la sua gara in 9 uomini al triplice fischio. È festa per la Sampio che può festeggiare una vittoria importantissima e fondamentale per il continuo del campionato. Su un terreno di gioco allentato dalle abbondanti piogge ci provano subito gli ospiti con D'Amico, il cui tiro a colpo sicuro è respinto però da Spadaro. La risposta del Valle del Mela al 15° con Mondo che servito da Cariolo viene fermato dalla tempestiva uscita di Lima. Poi però torna a spingere la Messana che alla mezz'ora di gioco ci prova con Buda, ma il suo tiro dal limite sorvola di poco la traversa. Lo stesso attaccante ospite al 43° su calcio piazzato impegna Angelo D'Amico a rifugiarsi in angolo e dal corner successivo arriva il vantaggio della Messana firmato da Amante che di testa fa 1-0 per i suoi e secondo sigillo in campionato. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match con gli ospiti che partono subito forte e dopo 2 minuti D'Amico calcia a rete trovando il gol del raddoppio grazie alla complicità della difesa di casa che regala di fatto agli ospiti il gol del 2-0. Nonostante il doppio svantaggio il Valle del Mela tenta comunque di riaprire la partita, ma le iniziative operate dai giallorossi con Silvano Cariolo non sortiscono l'effetto sperato. Così al minuto 53 ancora la Messana a fare centro con Buda che di testa gira alle spalle di Angelo D'Amico l'angolo di Misiti per la rete del 3-0, mentre per il bomber dello Stretto si tratta della 7ª rete in campionato. Al minuto 61 il Valle del Mela troverebbe la rete dell'1-3 con Sciliberto, ma il direttore di gara su indicazioni del secondo assistente annulla per un dubbio fuorigioco che scatena le vibranti proteste giallorosse. Nel finale poi torna ad attaccare la Messana che dopo le conclusioni di Buda al minuto 70 che si perde di poco al lato e Barbera 2 minuti dopo il cui destro sorvola la traversa, gli ospiti calano il poker al minuto 74 quando Misiti con una perfetta conclusione dal limite infila nell'angolo alla destra del portiere il gol del 4-0 e che gli vale come primo centro in campionato. La saga del gol viene chiusa dalla Messana all'83° grazie a Barbera che supera Angelo D'Amico con un tiro a giro che si insacca sotto la traversa e vale così il definitivo 5-0 per gli ospiti e il suo primo sigillo personale. La Messana si conferma in testa al girone C di promozione con 33 punti, mentre il Valle del Mela rimane fermo a 14 in quintultima posizione. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione e lo facciamo con il girone D. Anche qui si è giocata la terza giornata di ritorno, subito i risultati. Megara 1908 batte Vizini Calcio 2-0, FCM 2011 Mister Bianco batte Priolo Gargallo 3-2, Frigentini batte Pro Ragusa 2-0, Scicli batte Mister Bianco Calcio 2-0, Città di Avola 2020 batte Gimnica Scordia 3-1, Atletico Catania 1994 batte SC Gela 1-0, Vittoria batte Città di Canicattini 3-0. Perde in casa l'SC Gela contro l'Atletico Catania e balza al primo posto in questo momento l'FCM 2011 Mister Bianco. La squadra catanese al primo posto con 36 punti, con 35 SC Gela, 32 punti per il Vittoria con 31 Atletico Catania 1994, 24 punti per lo Scicli, 21 Città di Canicattini, 18 Frigentini e Città di Avola 2020, con 17 Gimnica Scordia, 16 punti per Priolo Gargallo e Megara 1908, 15 punti per il Mister Bianco Calcio, 12 per il Pro Ragusa, chiude la classifica il Vizzini Calcio con 11 punti. Dopo 2 anni e mezzo il Gela perde l'imbattibilità. Si gioca per un tempo e mezzo sotto la pioggia e con pochissimi tifosi, scoraggiati da uno stadio senza copertura e pieno ancora di rifiuti. Fauciana deve rinunciare a Riggio infortunato e Mauro squalificato. La cronaca, 10 minuti e già problemi per Pandolfo, costretto a farsi curare per un fastidio al ginocchio.
Al 18esimo la prima occasione per il Gela. Dall'angolo di Pira lo stacco di Ascia è importante, ma il pallone finisce a pochi centimetri dal palo del portiere Vitale. Al 21esimo la replica degli etnei è con Di Carlo, la cui girata finisce di poco al lato con brivido per Pandolfo. Al 23esimo il portiere del Gela è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Pizzardi. Al 46esimo il Gela va vicino al gol sul tiro teso di Scerra, la giata di Caci è spettacolare ma improduttiva. La risposta atletista è di Mongelli, la conclusione però alta. Al 50esimo ancora Gela in avanti con Ascia, la cui punizione sibila alla sinistra del portiere Vitale. Nella ripresa doppio cambio per i biancoazzurri, dentro il difensore Golisano e Deoma per Caci e Cosentino. Al 54esimo arriva il gol dal Atletico Catania, c'è un presunto fallo sulla tre quarti di Floridia, l'arbitro lascia correre e sul cross dalla destra lo stacco di Mongelli beffa il portiere Pizzardi per lo 0-1. Il Gela la potrebbe subito pareggiare al 55esimo con un calcio di rigore per un fallo di Mario D'Arrigo, ma il centrocampista Pira spedisce altissimo il pallone del possibile 1-1. Il gioco a quel punto diventa spezzettato, l'Atletico Catania continua a perdere tempo, il Gela perde anche la matassa della partita, nessun tiro in porta e dopo 5 minuti di recupero arriva la prima sconfitta dopo 2 anni e mezzo, che costa anche il primo posto in classifica, oggi detenuto dal mister bianco. Cos'è andato storto oggi? Ma principalmente, diciamo così, era una partita tosta. Sapevamo che in settimana incontravamo appunto l'Atletico Catania, che non è una squadra qualunque, ha dimostrato appunto il proprio valore. Pertanto dico che alla fine è andata così, quindi non ho da rimproverare nulla ai ragazzi, da martedì si riprende più forte di prima. Come mai la decisione di sostituire proprio Cosentino a fine primo tempo? Perché volevo dare più spinta e quindi dovevo togliere un under, perché di fatto noi giochiamo con il 2004 che è Argirdeni, 2003 che è Patrick Caci. Per inserire una punta, quindi in questo caso Deoma, ho dovuto togliere, diciamo così, Cosentino e inserire appunto Deoma, sacrificando a Patrick Caci. Pensa che qualche colpo a gennaio sarebbe stato utile per questa squadra? No, non penso questo, però i ragazzi sono consapevoli di quello che noi possiamo andare a prendere l'obiettivo, però ci sta, in una stagione lunga ci sono momenti in cui bisogna adesso stringerci, perché di fatto è la prima sconfitta dopo quasi 3 anni, quindi diciamo che moralmente ragazzi bisogna sostenerli, però non ho avvisaglie del tipo che sono, come dire, passivi sotto questo aspetto, anzi loro sono appunto, come dicevo, consapevoli e allo stesso tempo arrabbiati, una rabbia che a mio giudizio fa bene, perché da adesso in poi ogni partita bisogna affrontarla con il piglio giusto senza lasciare punti. Messi da parte i 4 gironi del campionato di promozione, adesso rullo con risultati, classifiche ed immagini dei 6 gironi del campionato di prima categoria.
Vittoria importante per l'Aquila Baffia che al Pietropallio supera il Sinagra 3-0 e si conferma in testa al campionato di prima categoria con 36 punti e vantando una sola lunghezza sulla più immediata inseguitrice, la nuova Rinascita Patti. Successo che i biancorossi alla fine dedicano al vicepresidente Antonio Catalfamo, meglio noto come Masciuntoni, sottoposto settimana scorsa a delicato intervento chirurgico. Parte forte l'Aquila per 2 volte vicina al vantaggio con Rotella che dopo un minuto costringe Bonfiglio agli straordinari, mentre al nono di gioco il suo diagonale esce di poco sul fondo. I locali la sbloccano però al terzo tentativo quando Pugliafito con una perfetta conclusione scavalca Bonfiglio spianando i suoi la strada verso la vittoria e realizzando così il suo quinto sigillo in campionato. Spinge la squadra di Caragliano minacciosa per altre 3 volte, prima con Pergolizzi che di testa manda sull'esterno della rete l'angolo di Laquidara, poi con Maisano che al 33esimo viene fermato dalla decisiva uscita di Bonfiglio e infine con Pugliafito la cui botta a colpo sicuro viene intercettata da Ratto con i biancorossi che reclamano anche il calcio di rigore per un tocco di mano. Nella ripresa attenta la reazione il Sinagri al 59esimo i giallorossi troverebbero la rete del pareggio con Alessandro Natalotto, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco scatenando le vibranti proteste degli ospiti. Sinagresi minacciosi anche al minuto 63 con il destro da fuori di Fogliani che si spegne a fil di palo. Poi però l'Aquila torna a spingere dopo la conclusione dal limite di Pugliafito terminata di poco al lato. I biancorossi raddoppiano al minuto 75 grazie a Di Bella che batte Bonfiglio col sinistro firmando così il 2-0 per i suoi e che gli vale come primo sigillo in campionato. 3 minuti dopo i locali chiudono i conti quando l'arbitro assegna loro la massima punizione per un fallo di Scaffidi su Mastroieni. Dagli 11 metri lo stesso Mastroieni prima si fa respingere il tiro dal portiere, poi sulla ribattuta fa 3-0 per l'Aquila e 10° centro in campionato. Prima della fine da registrare anche la conclusione di Laquidara dal limite che costringe Bonfiglio alla respinta. L'Aquila mantiene il primato in classifica e l'imbattibilità casalinga, mentre il Sinagra rimane fermo a 22 punti e viene agganciato al 7° posto dal Rodin Milici. Si gioca la 16ª giornata nel campionato di prima categoria. Nel girone D il Torregrotta, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l'Orsa Promosport, affronta il comprensorio del Tindari che nell'ultimo turno ha vinto per 3-0 contro la Folgore. La formazione rosso-blu per affrontare questa sfida: Maceri, Visalli, Arizzi, Isaia La Rosa, Maviglia, Ndinga, Marchese, Abate, Errante, Isgro. Si parte col film del primo tempo grazie alle immagini di Francesco Morabido, primo tentativo dopo un minuto. Isgro riesce a servire Errante, calcia dalla distanza, pallone che sorvola l'incrocio. Al nono invece tentativo su calcio di punizione di Abate, potente e leggermente impreciso. Minuto 21 in rinvio da parte di Virecci, viene disturbato da Errante, per poco non ci scappa il Gollonzo, riesce a salvarsi il portiere con i piedi. 22esimo punizione di Sgro, sembra molto insidiosa, messa in mezzo, La Rosa prova a girare, c'è il riflesso di Virecci che allontana in qualche modo. 28esimo Torregrotta dalla distanza con Errante, ancora Virecci bravo ad allontanare il pericolo. Al 34esimo il Torregrotta, gran palla di Ndinga per Isgro che si ritrova davanti al portiere. Isgro prova a freddarlo col mancino, c'è la parata di Virecci, ma qui l'attaccante ha avuto una clamorosa occasione per fare 1-0 Torregrotta. Al 42esimo dalla sinistra Calabro manda in profondità Crifò in area di rigore. Crifò cerca poi sul secondo palo il compagno, Maceri guarda la conclusione di Scarbaci che invece sibila a fil di palo. Così termina il primo tempo al Pietro Cangemi di Torregrotta. Reti bianche tra Torregrotta e comprensorio del Tindari in questa gara, ricordiamo molto importante per le zone basse di classifica nel campionato di prima categoria. Si parte con la ripresa, il lancio di Visalli per Abate, si presenta davanti a Virecci, Abate prova col mancino, ancora il portiere, poi il colpo di testa, il pallone che termina sul fondo. Il Torregrotta sta sprecando tantissimo, ancora calcio d'angolo di Abate per Arizzi sopra la traversa. 50esimo Serraino in buca per Calabro, il tentativo mancino trova la risposta di Maceri in calcio d'angolo. Al 52esimo Isgro dalla destra cerca la giocata in mezzo a 2 avversari, ancora Isgro trova il fondo all'indietro, la respinta della difesa, ancora un tentativo, alla fine c'è la girata da parte di Ndinga che va a correggere la prima conclusione di Errante, a fare 1-0 Torregrotta. Formazione di mister Borelli che adesso trova anche gli spazi per far male ancora e per chiudere la partita. Minuto 56, Sgro per Abate, glaciale nel saltare Virecci e mandare
in rete, arriva il raddoppio dei padroni di casa al 64esimo. Bertè calcia la sfera sull'arbitro e si guadagna il suo secondo giallo della partita, cartellino rosso e comprensorio del Tindari che rimane in 10 uomini, minuto 68. Ci provano comunque gli ospiti, punizione di Scarbaci, Maceri riesce a respingere sulla sfera, si avventa Russo che la rimette in mezzo, una deviazione, ancora il Torregrotta e un flipper impazzito. Alla fine c'è una conclusione di Fagone che finisce sopra la traversa. 72esimo, dalla destra Isgrola mette dentro per Abate, un rimpallo lo favorisce, schizza il pallone fuori, Ndinga va al tentativo ma viene deviato da Masi, mano del difensore giallo-blu. Ancora un calcio di rigore, il Torregrotta ci può provare con Abate, conclusione centrale e spera che finisce in rete. Siamo sulle 3-0 ma al 75esimo la giornata del Torregrotta si va a incupire un po' perché viene allontanato dal terreno di gioco Mister Borelli. 77esimo, il regalo di Scarbaci però favorisce Errante che con un preciso diagonale fa 4-0 e chiude la partita. I cambi entrano Insana, Dogna e Caselli per Marchese, Isgro e Abate e poi è triplice fischio al Pietro Cangemi di Torregrotta. La formazione di Mister Borelli non sbaglia l'appuntamento importante contro il comprensorio del Tindari, finisce 4-0. Un cordiale saluto allora e come sempre alla prossima. Il Città di Belpasso c'è nel ballo della salvezza diretta e per centrarla ha bisogno di scalare il prima possibile le scomode posizioni in altalena tra penultimo e ultimo posto. D'Angelo che ripete per il Real l'impresa a metà tempo quando una gran giocata di Marino trova pronto in corsia di Venuto, cross in mezzo deviato sulla parte superiore della traversa ed evitato, un gol praticamente quasi certo vista la presenza in area di Ravalli da solo e a porta vuota. Subito dopo ci prova Consoli ma la conclusione è blanda e non impensierisce gli ospiti come quella di Venuto che si ferma a metà tra un tiro e un cross. Al 28esimo l'incredibile ma vero all'annuncio Marino Ravalli si addormenta su un laterale di Lopresti, accidentalmente Geraci va da Acquaviva che quasi sognando riesce a sbloccare la partita contro un genovese probabilmente abbagliato da un raggio di sole fatale e letale. Realità in vantaggio senza troppi calcoli e Città di Belpasso in totale furia agonistica a questo punto per rimediare a un infortunio, l'ennesimo di questa stagione. L'assalto inizia dalle giocate di Borzì, Marino e Ravalli ma la fretta è cattiva consigliera in avanti. Poi Catania su punizione per il duo Lopresti-Borzì in aria che non riesce a sfondare. Si propone anche Sferrazzo da dietro, accelera Consoli fino al centro del campo, avanzata del difensore belpassese destro col lifting che va a sfiorare il palo e si chiude così. Un primo tempo di digiuno coi peloritani avanti per 1-0 con l'unico tiro verso la porta dei padroni di casa. Cambiano i fronti di gioco, non l'inerzia della partita che il Città di Belpasso continua a fare in maniera incessante. Consoli costringe all'errore Donato, la recupera Marino che illumina Di Venuto, il quale si presenta a tu per tu con l'estremo ospite, ma viene ipnotizzato. Doppio cambio al minuto 10, esce Genovese dentro il 2004 Bauluk tra i pali, esce anche Borzì, al suo posto Bruno. E poco dopo Blangiforti rileva Catania. Da applausi la rovesciata che comunque sarebbe stata vana per offside di Marino, il quale ci riprova dalla distanza su sponda di Consoli e un tiro al bersaglio verso Grimaldi che le prende tutte. Ma anche la precipitazione gioca un brutto scherzo agli etnei che si divorano l'uno pari con Di Venuto sulla ribattuta.
Marino non ci mette troppa convinzione sotto porta, qui da calcio d'angolo regala un pallone al portiere dei messinesi, poi cerca la soluzione da lontano con un bel po' di effetto su convergenza di Divenuto e ancor prima di Di Sano dal laterale. A seguire è ad un passo dal mettere a frutto una manovra della triade d'attacco, ma la delusione è dipinta sul volto di Marino e lo specchio di questo tiro. Si va avanti a picconate per far crollare la resistenza di un coriaceo Real Itala, mentre al cambio si alza il baricentro in campo con l'innesto di Lavenia per Lopresti a metà ripresa e con la freschezza di Toscano per Ravalli 5 minuti dopo la mezz'ora. Sono le ultime carte giocate da Ferruccio per un assalto all'arma bianca negli ultimi 10 sul cronometro. Consoli al tentativo rasoterra da fuori, non imprime granché a livello di potenza nel destro e sfuma ancora una volta quest'altra opportunità. A 3 dalla fine del tempo regolamentare, momento chiave della partita divenuto allo scambio da corner, la spedisce nel mucchio, Bruno e Sferrazzo nel traffico liberano Marino che stavolta ha la stella giusta dalla sua parte e realizza il sospirato centro dell'1 pari. Certo, meglio di una sconfitta. Anthony Marino segna il gol numero 3 col Città di Belpasso e libera tutti da un peso, certo non massimo, si intende, visto quanto accaduto e visto in campo. Il recupero giallungo si estende ulteriormente per via di un malore accusato da Toscano, costretto a lasciare i suoi in 10, ma il pari sembra bloccare i 21 in campo e alla Città di Belpasso non resta che accontentarsi di un punticino, non approfittando del netto KO del Real Gazzi al riposto nell'altro anticipo. Nuova vittoria casalinga per l'FC Gravina che dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Gela ritrova i 3 punti nella gara interna contro il Motta. La rete della vittoria è stata siglata da Peppe Marchese su calcio di rigore sul fine di gara. Quinto minuto fallo laterale per la squadra ospite, la palla giunge a Pappalardo che dal limite tenta questo tiro che viene rimpallato, la palla giunge a Di Mauro che appoggia nuovamente a Pappalardo che vede l'inserimento di Salluzzo che si libera al tiro, ma la sua conclusione termina di poco alta sulla traversa di Sapienza. Ottavo minuto, calcio d'angolo per la squadra ospite, si incarica dalla battuta del numero 19 Laveni, il pallone battuto verso la porta e viene respinto di pugni dal portiere Sapienza. 13° minuto, ancora ospiti in avanti da Di Mauro a Moschitta che entra in area di rigore ed effettua questo tiro in girata che termina di poco al lato della porta di Sapienza. 33esimo, la palla arriva nuovamente a 25 che fa sportellate al limite dell'area ed effettua questo tiro parato ancora dal portiere Cantone. 38esimo minuto, calcio di punizione da posizione interessante per un destro come il numero 10 Marchese che effettua questo tiro respinto da Cantone. Sulla ribattuta interviene Di Grazia che manda però la palla altissima sopra la traversa della squadra ospite. Minuto 70, ancora un calcio di punizione per l'FC Gravina, si incarica come sempre della battuta il numero 10 Marchese, il tiro è nello specchio della porta ma l'ottimo intervento di Cantone manda la sfera in calcio d'angolo. 79, Pappalardo in avanti per il Motta sulla fascia destra, mette il pallone al centro, il tocco errato di Marchese all'indietro, la palla giunge a Moschitta che a tu per tu con Sapienza manda la palla alta sulla traversa. Minuto 86, tentativo di rilancio della difesa ospite, ostacolato da Abramo, la palla termina in Mirone che tenta di superare il numero 4 Beltempo che lo atterra e il signor Cassia assegna il tiro dal dischetto a favore della squadra di casa che ha così la possibilità di passare in vantaggio a pochi minuti dal termine. Dal dischetto si presenta il numero 10 Marchese che effettua un tiro
impeccabile che va a insaccarsi sotto la traversa di Cantone, ed è il vantaggio per l'FC Gravina all'87esimo. Ormai l'FC Gravina è passato in vantaggio sul Motta con la rete di Peppe Marchese su calcio di rigore. Minuto 88, la reazione della squadra ospite in questo tiro di Lavenia che Sapienza devia mandando la palla a sbattere sull'incrocio dei palli, e poi la difesa allontana il pericolo. Triplice fischio del signor Cassia della sezione di Siracusa, e termina qui questa gara odierna fra l'FC Gravina e il Motta Calcio. Una vittoria importante per la squadra biancoverde, che adesso deve però tentare di fare risultati lontano dal Matteotti per continuare così la striscia di risultati positivi casalinghi che ha portato la squadra biancoverde in una situazione tranquilla di classifica. Con le immagini del campionato di prima categoria abbiamo concluso la puntata odierna di Penalty on Demand, che potete seguire sul canale social Facebook e anche sulla pagina YouTube di Penalty Programma Sportivo. Voglio anche ricordarvi che noi siamo in onda anche il mercoledì a partire dalle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Nella puntata del mercoledì, come tutti ben sanno, parliamo del campionato di Serie D e anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Concludiamo la puntata odierna e vi lasciamo con un servizio dedicato interamente alla vittoria della nuova Igea Virtus, che vince la Coppa Italia di eccellenza battendo con un perentorio 4-0 l'Acragas 2018. Per quel che riguarda la puntata di Penalty on Demand, appuntamento a giovedì prossimo. C'è l'apertura per Isgro, può provare lui a puntare l'area di rigore bianco-azzurra, gioco di gambe, rientra sul mancino, poi il retropassaggio per Biondo che liscia, allora lì Idoyaga, la conclusione, il gol! L'ha sbloccata l'Igea Virtus, proprio con il suo uomo migliore, Lucas Idoyaga. E allora Giovanni Biondo col destro, prova lui a scodellare questo traversone direttamente in porta, allora il portiere, e poi la conclusione da parte di Franchina, che fa 2-0 per l'Igea Virtus. Igea che può sfruttare anche questo calcio di punizione, c'è Abate, lascia poi a Idoyaga, calcia lui col sinistro e trova ancora il gol. 3-0 per l'Igea. E Abate che è riuscito a recuperare, prova lui ad andare, qui si libera di 2 avversari, poi finisce giù, non c'è fallo, la conclusione da parte di Medina che cala il poker a 6 minuti dal 90esimo. È chiaro che è una bella soddisfazione sia per noi, per i ragazzi che hanno interpretato veramente bene il piano partita, non c'è stata partita, dobbiamo essere sinceri, abbiamo strameritato, abbiamo fatto il primo tempo 1-0, ma potevamo benissimo fare 3 gol limpidi e alla fine sapevamo l'avversario che avevamo di fronte. Noi l'approccio alla gara il nostro è stato un approccio importante, invece loro sono un pochino rimasti, dico io, negli spogliatoi. E vabbè, ci sta, è una finale, io l'ho coronato la seconda perché già con l'Igea nel 2012 l'avevo vinta una coppa e ci ha portato bene, bravi ragazzi, bravi anche i tifosi che ci seguono. No, sinceramente è veramente difficile spiegare questa partita oggi, anche perché a mio parere c'è stato un blackout totale, una squadra che ha fatto bene fino a questo momento. Oggi onestamente abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato la partita,
complimenti all'Egea, che è stato un avversario veramente tosto, un avversario che ha dimostrato di valere il primato in campionato e ha meritato chiaramente la vittoria di questa Coppa. È difficile trovare la giustificazione, è chiaro che noi dobbiamo cominciare a pensare già alla partita di domenica, perché questa partita, questa sconfitta non deve pesare più di quanto pesa. Questa Coppa la dedichiamo a due persone che ci mancano di tutto il cuore, Andrea Torre e Antonio Fiorello. Questo è per voi! Sì, una bella partita, i ragazzi sono stati veramente grandiosi, c'è un merito grandioso a tutti i ragazzi, in particolare facciamo un in bocca al lupo a Vincenzi che se lo merita, ragazzi, è bellissimo. Siamo molto contenti, abbiamo giocato al meglio, un risultato importante, abbiamo meritato, penso, di vincere questa Coppa. I tifosi sono venuti, quindi siamo contenti di aver vinto anche per loro. Complimenti ai ragazzi che hanno dato davvero il meglio oggi. 31esima edizione della Coppa Italia di eccellenza che va all'Igia Virtus. Beh, non c'è ombra di dubbio, è stata una bella finale, sì, è andato tutto per come abbiamo previsto, alla fine ha vinto chi lo ha meritato di più, però io dico veramente ha vinto lo sport, questa è la cosa che mi lascia maggiormente contento, maggiormente soddisfatto. Sono contento perché è un passo in avanti di tutto il calcio siciliano e spero che continui così tutto il campionato.